musica nasce da qui? Sicuramente, certamente nasce da qua, poi è tutto musica. Un albero perché va dritto così? Pensa alle vene di questo albero, dritte, perfette, guarda. Potremmo definirlo il respiro della musica? È la linfa vitale della musica, la linfa verso su per osmosi. E il suono viene da qui? Il suono è. Il suono è qui. Tu lo prendi, lo scavi, lo tagli, lo modelli, fai un flauto, fai una tavola di un liuto, una tavola di un clavicembalo. E allora, come si diceva a tavola, non è solo suggestione, No, ma è, no, è fisica. verità in qualche È fisica, in ma qualche modo. tutto è fisica, non c'è storia. No? Se tu batti quell'albero lì, non è che senti bom bom, senti bom bom. È l'effetto. Non ho il termine tecnico per dirtelo, ma è una oscillazione, è l'oscillazione della corda, della membrana che vibra. L'albero è una membrana. E come dicevamo a tavola, qualcosa di attinente con l'anima, con la spiritualità, questa tensione verso l'alto, che è un po' la tensione verso l'interiorità. Tutti noi aspiriamo ad andare verso l'alto, a migliorarci, a cercare la luce, a cercare. Hanno una valenza molto diversa, una fibra così dritta, rettilinea, non è comune in un albero è una felce, una betulla che esce sempre un po' storta, no? Un noce che esce sempre un po' storta. Chiaro? Questi abeti qua, a parte che non sono risonanti, ma questi abeti sono dritti, tu lo guardi da sotto, collima perfettamente come un manico di una chitarra. Incredibile. Chiaro, chiaro. Now tell me a place where I can free my mind. I heard a sound of emotion, maybe now. In this dark room without saying any word, tell me about a path. You will come back a kiss upon my hand. This time is around, you know. White room, shouting to myself, tell me about a path. You will come back a kiss upon my head. This time is around, you know. You will come back a kiss upon my head.
viene da pensare che potrebbe aiutare di tanto in tanto venire in questi posti e fare qualche riflessione di questo genere per separare ormai il progresso dallo sviluppo, insomma, no? Ma guarda, ho amici architetti che professano la decrescita felice, questa sia l'unica maniera per darci una regolata. Scendere un po', Sottrarre un po'. alla volta, non serve da oggi a domani eliminare tutto. Vai in vacanza in barca a vela e capisci che a bordo hai 100 litri di acqua e quando è finita non ne hai più. E allora vedi che non ti lavi più i denti lasciando il rubinetto aperto, no? Ti lavi i denti, chiudi il rubinetto, ti sciacqui, chiudi il rubinetto, no? Sì, che è l'atteggiamento tipico di chi è attento a sottrarre qualcosa invece che a sommare in continuazione, no? Ma proprio forse uno ti segue perché fa un giro a piedi in questo modo e dice per essere contento mi basta poco, insomma, no? E del resto noi cos'è che cerchiamo? Con la musica, con la letteratura, anche con lo scopo della nostra vita, avere un po' di felicità per chi ci crede molto o dei momenti di gioia per chi ci crede un po' meno, no? E cosa c'è di più che i momenti di che questi momenti di gioia, no? Ma qua siamo felici. Come diceva Swift, chi prendesse sul serio questa conversazione verrà perseguito a termini di legge. Erano solo pensieri in libertà. Il sottofondo musicale sarà Pensieri e parole di Lucio Battisti? Ci sta? Ci può stare bene, sì. Abbiamo pensato e parolato un casino. Quello era bravo a pensare e a parolare. E Mauri, cosa dici? Pensieri e parole? Soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia realtà. Tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio. Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo è roccia ormai, che mostrava tutte quante le sfide del tempo e si cemento e tu lo sai, sì che lo sai, davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita. A proposito di verticalità, anche nella musica, nella voce, c'è una tendenza verso l'alto, non sempre in un modo così melodioso, a volte in un modo di rottura, in un modo poco ortodosso, ma che comunque riporta lì, in alto. Sì, noi... La nostra parte maschile è molto più materiale, molto più concreta, no? Alla base dell'albero. Guarda, noi siamo qua
abbiamo bisogno di solidità, no? Infatti quando vediamo qualcosa di solido il primo istinto è abbatterlo, no? Però se poi guardi su, va verso su alla ricerca di qualcosa che è il femminile alla fine, no? E noi le donne pensiamo così. E ci perdoneranno le donne? Non ci perdonano mai, perché noi siamo quelli che un po' violentano il loro ambiente fatto di maternità, fatto di dolcezza e rispetto, no? Ma Crosby è un genio, Crosby ci riusciva con una canzone, questa canzone qua. You want to know how it will be, me and her, or you and me. You both stand there, your long hair flowing, your eyes alive, your mind still growing, saying to me, what can we do now that we both love you? I love you too, and I don't really see why can't we go on as three. È un automedicamento della pianta quando subisce una ferita, butta fuori questa resina che poi diventa dura e l'autodifesa, l'autoimmunità dell'albero, e questa roba qua tu la diluisci nell'alcol e viene fuori un'ottima vernice, un'ottima colla, qua c'è tutto per fare uno strumento musicale, è tutto, al legno, alla colla, alla vernice. Quello ti manca è l'utensile che va bene, insomma. È una cosa un po' più tecnica che mi viene in mente. Un mio giovane amico liutaio che sceglieva dei pezzi di legno, dei pezzi di tronco per fare dei violini, ne scartava molti per i nodi che c'erano. Questa invece io più per l'estetica che per il suono. Dici che incide poco sul suono? So che mi faccio nemici di questa roba blasfema, ma ho visto e sentito chitarre che non è esattamente un violino, però certe chitarre, come quelle che faccio io al stop, si ispirano come costruzione molto più a un violoncello o un violino che a una chitarra, no? E ne ho viste più di qualcuna di grandi maestri, tipo Benedetto, fatte con legnacci da cantiere, con nodi e suonare benissimo. Ma in questo caso dipende dalla tua capacità di lavorare il legno, dal senso delle proporzioni, o è un merito esclusivo del legno? No, 100% quello che hai detto è merito del liutaio di imparare ai suoi stessi errori, ma anche alle imperfezioni della natura. Mi viene in mente quel bell'aforisma di Peggy che diceva: molto meglio un pensiero mal fatto che uno belle fatto. È l'equivalente. E allora lo lavorerò sugli spessori, lo lavorerò sulle catene, lo lavorerò sulle dimensioni, lo lavorerò fin dove posso per trarre il miglior suono fuori da quel pezzo di legno bruttino a vedere. E poi credo che il vero miracolo sia proprio quello, partire da una base modesta e andare verso l'alto, come si diceva poc'anzi, rispetto alla verticalità. Non esistono, esiste la volontà umana, esistono le tue mani, esiste aver fatto 50 strumenti e averli sbagliati tutti i 50, ma il 51esimo quello ti dice cazzo non ho perso più.
non ho perso tempo. E quei 50 non sono errori, sono la mia scuola. Sì, Oscar sì lavora il legno, guardalo. La casa era Oscar, ce l'ha fatta lui. E io lo invidio un po', perché io voglio farmi una casa con legno, così, come quella di Oscar, uguale. È un altro sogno della mia vita. Gli ultimi anni un po' più caldi, anni fa un po' più freddo, un po' più caldo di nuovo. E invece per fare più caldo ci vuole un legno più stabile, più uniforme, un legno che sia dove le fibre siano più possibile uguali. L'ideale sarebbe una chitarra di marmo. Dove le fibre non ci sono proprio. Infatti escono le chitarre di resina, di epoxy, resina epoxy, fibra di vetro, dove tutto è uguale, tutta la tavola si muove ed è rigida allo stesso modo, non sbagli mai. È una tavola perfetta. Ma il suono com'è? Non è male, è il problema. Non è male, non è mai un suono ovviamente perfettamente acustico, ma per quello che serve oggi alla musica moderna, che è nel 90% dei casi elettrificata, va bene, va forse meglio la fibra di vetro del legno. Poi il legno è tutto un altro Però mondo. per un liutaio come te sarebbe... ma non liutaio, Sarebbe come scrivere a mano e scrivere col computer, insomma. Più o meno no, ma è di più per scrivere rimanerà. È uno strumento di suonato e deve suonare bene oggi e fra 100 anni. Le prime chitarre che noi suonavamo erano chitarre elettriche da 4 soldi. Perché? Perché vedevamo i Pink Floyd, i Beatles suonare le chitarre elettriche, fondamentalmente ci siamo innamorati della chitarra elettrica. Alla musica ci siamo arrivati un po' dopo, perché era più difficile, aveva il manico più radio, le cose più alte, ma l'elettrica, chi non voleva fare? Mi ricordo, sono passati tutti attraverso Beatles, Deep Purple, Pink Floyd. Quando è arrivato David Gilmour con sta chitarra, veniva giù dal femminile, veniva giù e arrivava giù, non partiva sotto e andava su, arrivava da là e arrivava come un meteorite sulla terra. E lì abbiamo capito che queste chitarre fatte di legno erano il nostro obiettivo. Quando ha fatto, a parte i primi album, ma quando ha fatto per solo su Doors, sull'LP Animals, te lo ricordi l'LP Animals? Certo. È un capolavoro, poi anche i testi sono talmente attuali e lui tira giusto assolo su questa canzone che si chiama Doors. E sono 3 assoli diversi, uno di questi 3 assoli mi ha tolto il cuore, me l'ha strappato, perché era talmente diverso da qualsiasi standard dell'epoca, era talmente innovativo. La sua chitarra diventava qualcosa di più un pezzo di legno. Mi sembra di capire che abbia condizionato poi anche il tuo lavoro Sì. e le scelte del tuo lavoro. Sì, sono partito poi da questa chitarra elettrica, ho trovato che fosse facile farla, riprodurla, e a me le cose facili non sono mai piaciute, allora ho cominciato a fare le chitarre acustiche, anche quelle sono diventate facili, anche poi con tutti i casini, gli errori, gli studi, perché io sono un autodidatta fondamentalmente, quindi studio da me, imparo dai miei errori, rubo molto dagli altri, da quelli bravi, e poi sono arrivato a fare queste chitarre, si chiamano Archstop, no? Ma in realtà sono la vera chitarra,
sono l'essenza della chitarra. Le prime Martin, le prime Gibson acustiche erano archtop, scavate come se chiama un violino, non c'è da una tavola spessa di legno, 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo a seconda della curvatura che volevi dare. Ma parte tutto da Gilmour. Ma tu sei partito pensando prima al suono o pensando all'estetica? Bella domanda. Sì, suono e estetica attualmente per me vanno molto assieme, attualmente. Immagino. All'epoca è vero, si partiva più dal suono, l'estetica un po' banale, erano chitarracce fatte di legnacci, di legno che butti nella stufa, frassino, chi cazzo vuole frassino per fare una chitarra? Ma siccome la Fender era di frassino, allora wow, facciamo, ma in realtà era un legno povero che nessuno voleva per fare strumenti, non ho conoscenza di strumenti classici fatti di frassino. Quanto impieghi per fare una chitarra? Un archtop ci posso mettere anche 3 mesi, un'acustica un paio, un'elettrica un mese. Immagino che tu non accetteresti mai una commissione che andasse contro determinati canoni. Ne ho rifiutate. Ah. Sì, ma quali canoni miei? Sì, no, in generale intendo, no? Se uno volesse un determinato materiale... Ma se non lo conosco, non so farlo, io non me la sento di andare a scatola chiusa e non posso garantirti un prodotto come tu lo vuoi se non so cosa sto facendo. Però sì, mi piace anche sperimentare, però prima vorrei essere sicuro di cosa faccio, se è una richiesta, se è un'ordinazione particolare. E adesso come adesso hai trovato una dimensione, come potrei dire, ideale nella costruzione di una chitarra? Oppure Sto arrivando a una ricerca infinita, non ci arriverò mai, ma ci arriverò. L'aspirazione è quella. Sì, sicuro. David Gilmour, l'assolo di Doris. L'ho fatto anch'io una volta. Gotta have the real me. Gotta sleep on your toes. When you're on the street, you got to be able to become listen to me with your eyes closed. Now moving in silently down with and now don't say you got the strike when the moment is right. You don't take it.
Rilassati oggi, più seduti. E a proposito di musica mi piacerebbe chiedere a Davide cosa direbbe Vivaldi oggi di Venezia. Cosa direbbe di Venezia? Quello che direbbe qualsiasi veneziano con un minimo di spirito artistico, perché Venezia lo spirito artistico si è molto ridotto. E ci potrebbe essere una colonna sonora che caratterizzasse Venezia? Ma Venezia è una colonna sonora. Di per sé stessa, dice. Ai miei tempi c'era musica, suonavano dappertutto, nei grandi alberghi, c'era il piano bar dappertutto. Io ho suonato per 15 anni nei piano bar degli alberghi. Io ero bambino, mio papà aveva un ristorante, mi ricordo benissimo che c'era sempre il signore con la chitarra e veniva a fare il giro. Il canto popolare a Venezia è durato finché è durato Alberto D'Amico e la Luisa e tutto quel gruppo di gente che tramandava la tradizione popolare veneziana. Ma va bene, tutto va bene a Venezia, ma ci deve essere musica, se non c'è musica l'acqua che corre nei canali, il remo che muove l'acqua, tutto. E tu credi che fondamenta popolare dal punto di vista musicale riesca a resistere in qualche modo? No. Credi di no? No, perché non interessa più a nessuno. No, è mancato Alberto D'Amico. Ci abbiamo suonato, è stato un piacere per tanti di noi musicisti, musicanti, averci suonato. Per lui era uno grande autore, grande cantautore, ma era anche treno, la locomotiva del canto popolare veneziano o quei di Manila. Adesso vedo un giovane che si è interessato a fare quelle robe là. Sì, oggettivamente è un altro mondo, insomma. Parlavi di Alberto D'Amico, ti viene in mente così immediatamente un pezzo che ricorderesti o che è il tuo preferito? Guarda, le manine della Renata, le manine di questa ragazzina, noi da ragazzino non è che avevamo un posto dove andare a baciarci con l'amorosa, eccetera. Allora si aspettava sera e ci si nascondeva dietro una colonna, dentro un portone. E Alberto aveva fatto una canzone proprio su questa roba qua. C'era sta amorosa, sta Renata, e andava dentro un portone e ci si cominciava a baciare. Una bocca calda come una fornace. La fornace è dove si fonde dentro a Murano, no? E poi la cerniera che scende, eccetera. E ovviamente vicino c'è un canale, c'è un rio, passano le gondole. La cosa più bello, mentre passa sto qua accanto solo mio, Sovenio. Io ho suonato con Alberto un paio d'anni, era divertente perché poi c'era un altro amico che voleva fargli suonare i suoi pezzi che erano molto blues, nel senso che non erano mai regolari, gli voleva far suonare su base funk. Ovviamente il risultato è una tragedia, perché Alberto era un ribelle, non sottostava a nessuna regola, faceva le cose a suo modo e basta. E insomma, dopo solo mio Sovenio. E questa è la roba più bella, le manine della Renata mi fa morire. Un giro per Venezia sporcacciona, quella che non si vede in cartolina. Parcate, da trio i passi, ad arsamati e farse, Adrio il tribunale desde una riva, e sera non mi passa mai nessuno. Dentro in un portone, a scuro stretti, se maniamo come goeti.
la sua bocca che mi basa, una bocca calda come una fornaca, e poi questo manine da cassiera, Renata mi tira su e a cerniera, Renata costi e i pigenini, chi sono i maggiori banduini, che tocco delicato, caldo che fumane, che vai ste canzoni napoletane. Dai Renata, dai ancora un poco, non fiane rose, a vedere tutto il giorno biancheria. Sarà che a se stufa, par colpa della stande, ma quasi a me sbrega e mudande. Dai Renata, dai ancora un poco, non state, non fermate, farmi contento. La voce del tenore cantava sole mio, proprio sull'acuto, sole mio. Per far l'amor conosco tanti costi, e con due di roba par foresti. No, io suonatori che canta serenata, vivo gioie marine de arenata. No voglio suonatori che canta serenata, vivo gioie marine di arenata, vivo gioie marine di arenata, eccetera. Si parlava stamattina di Woodstock, della copertina del disco, e mi era venuta una curiosità, una domanda da farti. Se ritieni che la musica, per certi aspetti, l'essenza della musica, della composizione, del messaggio, della sua essenzialità, in qualche modo sia finita con la stagione dei grandi ideali, delle grandi utopie, o in qualche modo riesca poi con dei mezzi diversi, con i sintetizzatori, i computer, a esprimere comunque la sua capacità di leggere, di vedere il mondo, di interpretarlo, in qualche modo di cambiarlo. Woodstock sicuramente è stato il primo momento in cui la musica diventava un forte messaggio anche politico, se vogliamo. Era il periodo di Vietnam, nessuno voleva la guerra, per cui è normale che si sia formato una connessione, come abbiamo visto, fortissima fra musica e un movimento pacifista che, specialmente in un posto come l'America, non era esattamente cosa di tutti i giorni. Forse questo, il mezzo musica che nasce da quel periodo lì e che si sviluppa in quel periodo lì, in qualche modo ha in sé anche il messaggio, che è proprio quello, tutte le pulsioni che in qualche modo l'hanno alimentato. E quello che mi veniva da chiederti era se potesse esistere qualcosa di simile oggi, oppure se magari c'è qualcosa di diverso ma non siamo ancora in grado di riconoscere, non lo so. Il dopo Woodstock è stato un susseguirsi di momenti musicali altissimi e irripetibili. Se tu pensi ai vari festival che ci sono stati dopo, Nebworth, hanno provato a rifare dei Woodstock un po' di anni dopo, ma era irripetibile. Anche il fatto stesso che sia iniziato un concertino, dovevano esserci 30-40.000 persone e poi è arrivato 500.000 di persone, chi l'ha mai detto? Vuol dire che il motivo era forte, ma più che altro che sul palco c'erano musicisti, al momento erano i più grandi viventi, dal tanto osannato a Hendrix, ok, ma poi c'era i Santana, la band Santana, c'era il meglio del meglio, Cocker, Janis Joplin, chi più ne ha più ne metta, c'era il meglio del meglio. Come non andare a Woodstock?
e loro inconsciamente hanno fatto una cosa irripetibile. Nel nostro piccolo, il 1° maggio quest'anno è andato più o meno uguale, pensavamo di fare i soliti 7-8 amici e sono arrivati su 60 gruppi, ma quando fai una roba col cuore e con l'anima e per un buon motivo, per forza va bene, deve andare bene, se non va bene non vai bene tu. Ma una stagione particolare che è stata quella dei grandissimi interpreti che in qualche modo hanno esasperato talmente il loro approccio verso il messaggio della musica e poi si sono suicidati. Mi viene in mente Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain dei Nirvana, la Amy Winehouse, quella recentemente. Tu pensi che sia in qualche modo una sorta di simbiosi totale con la musica, o sia solo il fatto che la musica abbia accentuato determinate loro inclinazioni, determinate loro sensibilità e li abbia portati poi a gesto? Esatto. Beh, sicuramente, guarda che far musica non è una roba tanto semplice. Se tu per caso sei un minimo bravo, qualcuno individua la tua particolare qualità, entri subito in un vortice, deve per forza passare attraverso una casa discografica, un manager. Normalmente ti chiedono di fare quello che vogliono loro perché questo è il trend del momento. Tu invece sei musicista e vuoi fare il cazzo che vuoi fare tu e mai più scendi a compromessi, quindi si creano da subito delle tensioni che certi riescono a sopportare, altri un po' meno. Siamo umani anche se artisti, per cui certi reggono il peso di questa situazione, ma non siamo tutti uguali. Una Amy Winehouse era sicuramente fantastica, probabilmente l'ultima brava artista che abbiamo avuto e che è mancata prima del tempo, però sicuramente non era una persona equilibrata dal punto di vista umano. So che è un'impresa ardua, ma il primo pezzo più significativo che possa rappresentare Woodstock per te in questo momento cosa sarebbe? Bella domanda, anche tornando al discorso di prima della differenza di una canzone rispetto a un pezzo orchestrato, una canzone semplice con 2 accordi o rispetto a un pezzo complicato che comunque sostiene una melodia importante, no? Così a me viene in mente un pezzo che non era a Woodstock, di un artista che non era a Woodstock e che però è una cantautrice straordinaria, probabilmente la più grande cantautrice che ci sia stata negli Stati Uniti e probabilmente anche a livello globale, che è Joni Mitchell. Lei per qualche motivo a Woodstock non c'era, però ha scritto una canzone che si chiama Woodstock, dove la musica è blueseggiante nella sua evoluzione, nella sua armonia, e il testo è perfetto. Difficilmente una canzone rispecchia di più un'idea, un ideale, un genere musicale come il pezzo Woodstock di Joni Mitchell. È un pezzo perfetto. E infatti è una delle canzoni ovviamente più suonate cover da mezzo mondo, da mezzo ambiente musicale, specialmente americano, da Crosby, Stills e milioni di altri. Ma la versione che fa Joni Mitchell in un album suo dal vivo, con i migliori musicisti jazz del periodo, era anche di metà anni 80, questo ha chiamato Michael Brecker, Pat Metheny, hai capito? Giacomo Pastorius, e ha fatto una cover del suo pezzo, che è una cover, ti giuro, a me mi ha perso sulla pensione.
E sono quelle robe che nonostante sia lo stesso pezzo non viene mai suonato 2 volte uguale. Questo è il vero artista, che nonostante faccia pezzi nuovi nel frattempo, se deve suonare un suo pezzo lo fa come lo farebbe oggi, non come lo farebbe 40 anni. Quasi che un pezzo composto viva poi di vita propria. Si digenera, perché tutti i generi, ascoltando altre cose, scrivendo altri pezzi, nuove modifiche, ma i dettagli, no? Nelle note, nel ritmo, però il pezzo è quello, il testo è quello, l'armonia di base rimane quella per quanto venga arrangiata dai musicisti che chiamo. Chiaro, chiamo un bluesman e mi farà sempre più 3 accordi per definizione il blues è un po' statico, come chiamo uno che suona un blues un po' più evoluto e mi suonerà, chiamo 4 jazzisti mostruosi e viene fuori un'altra cosa, ma il pezzo è sempre. Per questo io vorrei sentire il gusto di Johnny Mitchell fatta su quel disco straordinario che è Shadows and Light. Bellissimo. By the time we got to Woodstock, we were 500,000 strong, and everywhere there was song and a celebration. And I dreamed I saw the bombers riding shotgun in the sky, and they were turning into butterflies above our nation. We are stardust, billion-year-old carbon. We are golden, caught in the devil's body.
A proposito dell'anima nella musica, Davide ha anche il privilegio non solo di suonare, ma anche di produrre gli strumenti con cui suona. E credo che questo sia in qualche modo di fatto un privilegio. E Mauri poi ci farà vedere come Davide lavora, il suo laboratorio, nel quale la musica trova albergo, come si suol dire, insomma. Sì, in tutti i sensi è vero quello che hai detto. È imbarazzante, però è vero, io non mi sono accorto del passaggio da suonatore a costruttore di chitarra. È stata una cosa molto naturale, perché le mie chitarre le ho sempre un po' manipolate, no? Nella speranza di poter suonare meglio. Il chitarrista imputa il problema allo strumento, non a se stesso, è una cosa abbastanza normale. E allora cambi il colore della chitarra, cambi il pick-up, cambi le corde e pensi di essere più bravo, perché in realtà non è proprio così. No, però manipolando queste chitarre compravo quando avevo un negozio di strumenti musicali, ho capito che si poteva fare di più, si poteva prendere il meglio di ogni strumento e magari trasportarlo su un altro strumento, cercare di migliorarli. Noi sono cominciate le prime manipolazioni, diciamo, no, di strumenti originali, che poi però hanno portato al desiderio di provare a fare delle riproduzioni. Quindi è tutto iniziato cominciando a fare delle copie di chitarre elettriche già esistenti. Ci vediamo in laboratorio. Chiaro, ci vediamo proprio lì, vediamo un po', andiamo.